Vi avevo parlato nelle scorse settimane di una misura che sembrava essere nell'aria. Le obbligazioni europee, anche dette Eurobond o Corona Bond. E Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Molti paesi europei si auguravano l'adozione di queste misure in tempi brevi e in prima linea c'eravamo noi Italia e la Spagna. Questo discorso si è intensificato man mano nel tempo in queste settimane. Nella giornata di domenica però Ursula von der Leyen, questa donna qui, ha un pochino smorzato gli animi e questo perché ha ridotto questa misura a un semplice slogan e quindi ha detto che non era nei piani dell'UE. Queste parole però non devono essere particolarmente piaciute a Giuseppe Conte per il semplice motivo che nella giornata di domenica, nella serata, ha tenuto un discorso nel quale effettivamente ha sottolineato l'urgenza di introdurre questi Corona Bonds e la stessa cosa ha fatto anche il ministro dell'economia Gualtieri. Le parole della von der Leyen ovviamente non sono state molto gradite e per fortuna nella serata di domenica ha comunque emesso un comunicato stampa per dire che tutte le proposte verranno vagliate nelle prossime settimane e quindi si deciderà effettivamente che cosa fare da qui a 2 settimane. E per fortuna che la Commissione europea ha rilasciato questo comunicato stampa di domenica sera, perché se fosse arrivato tardivo, quindi di lunedì mattina o di lunedì pomeriggio addirittura, sarebbe stato un disastro per i mercati finanziari. Abbiamo visto in altri video, come quello che vi lascio qui in alto a destra, come anche 2 parole fuori posto possano mandare in panico la borsa. Ritornando agli Eurobond, se la von der Leyen ha detto che probabilmente queste misure non verranno applicate e si è mostrata sfavorevole, chi si è mostrato favorevole è il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, che ha detto che questa crisi è profondamente diversa da quella del 2008 e quindi vanno adottate delle misure straordinarie. Dunque capite bene che tra la stessa BCE, la Banca Centrale Europea, e la Commissione Europea ci sono dei pareri discordanti, ci sono delle linee di pensiero che a volte si scontrano anche. Il punto principale da capire però è questo. Paesi come Italia, Francia, Spagna, Grecia, Irlanda, Belgio e Slovenia sono tutte quante favorevoli a questa proposta. Sicuramente quindi vi starete chiedendo come mai, se tutti questi paesi sono d'accordo su fare gli Eurobond, la Commissione Europea deluda le aspettative. E la risposta è sempre la stessa: la Germania. Questa nazione infatti è storicamente contro questo tipo di misura e è inutile che ci nascondiamo dietro a un filo d'erba. Ci sono alcuni paesi dell'Unione Europea che hanno più peso rispetto ad altri in quanto a influenza. La Germania si colloca tra questi e non basta neanche il fatto che ci siano 4 paesi su 6 dei paesi fondanti dell'Unione Europea che spingono per questa misura, perché il veto della Germania è forte. Ma vi dirò di più, quella degli Eurobond è una questione annosa, si sta proponendo veramente da tanti anni e la Germania ha sempre detto di no, non si è mai mostrata favorevole. Però sarebbe anche interessante adesso andare a capire per quale motivo la Germania non vuole. Gli Eurobond funzionano come delle normali obbligazioni. Se non sapete cosa sono le obbligazioni ho fatto un video qui in alto a destra. In pratica si emettono dei titoli e dopo un certo tempo andranno rimborsati il capitale più degli interessi. Tecnicamente queste obbligazioni vengono emesse da un'istituzione europea, ma sia i fondi raccolti che l'onere di ripagarli ricadrebbe sui singoli Stati membri. L'unica finalità di questi Eurobond è di accedere ai finanziamenti con un tasso di interesse inferiore. Infatti l'Italia, per finanziarsi, ad esempio, essendo un paese economicamente instabile, perché ovviamente è così, i nostri conti pubblici non sono a posto, ha bisogno di emettere dei titoli di Stato con un tasso di interesse molto alto, molto più alto rispetto al tasso di interesse di altri paesi. È proprio così che nasce lo spread. Ho fatto 2 video tra l'altro, ve li lascio qui in alto a destra. E questo succede perché il rischio percepito dagli investitori è molto alto in Italia e quindi c'è bisogno di avere un tasso di interesse molto alto. Introducendo gli Eurobond invece noi potremmo finanziarci a tassi di interesse molto più bassi e quindi significa che potremmo prendere in prestito dei soldi a condizioni più convenienti e quindi rilanciare la nostra economia. Quindi ora capiamo benissimo perché la Germania non voglia introdurre questi Eurobond. Per il semplice motivo che il suo tasso di interesse è addirittura negativo. Finanziarsi con gli Eurobond significherebbe finanziarsi a un tasso di interesse molto maggiore rispetto a quello che fanno emettendo i propri titoli di Stato. In un altro video che vi lascio qui in alto a destra ho sottolineato come questi tassi di interesse siano negativi per un preciso motivo. I titoli di Stato tedeschi sono percepiti come molto più sicuri della moneta stessa, cioè prestare i soldi alla Germania è più sicuro che tenere i soldi in tasca, rendetevi conto.
Il problema però non è questo, il problema è la politica di bilancio che applica la Germania. Negli ultimi anni ha sempre avuto i conti in ordine e solo ultimamente, pochi giorni fa, ha rinunciato al pareggio di bilancio per far fronte a questa situazione straordinaria. In generale, anche durante la crisi del 2008, la Germania ha sempre tenuto i conti in ordine, però c'è da capire per quale motivo la Germania ha il timore di indebitarsi. La paura è che questi soldi che entrano nelle casse dello Stato non vengano utilizzati bene. Banalmente il timore, non prendetela male, è che i soldi vengano usati come sono stati usati in Italia negli ultimi 40 anni, per fare manovre che non rilanciano l'economia e quindi avere del debito che non si ripaga. E la conseguenza di un debito del genere è che per ripagare questo debito hai bisogno di fare altri debiti e si innesca un circolo vizioso nel quale noi come paese siamo. La Germania però non teme solo per sé, teme per tutto l'Eurogruppo. E questo perché se si facessero gli Eurobond, a quel punto gli stati si potrebbero finanziare ad un costo minore. Questo significa che farebbero tanti debiti in più, ma se i soldi non li usano bene, si indebitano inutilmente e questo farebbe scattare automaticamente un aiuto da parte della BCE. Si arriva infatti a un punto in cui i paesi sono talmente indebitati che per pagare i debiti devono fare altri debiti e quindi emettere nuove obbligazioni. Però queste nuove obbligazioni non vengono comprate se non garantiscono dei tassi di interesse molto alti e questo è ovviamente un dramma. La cosa capite bene che non sarebbe sostenibile sul lungo periodo e quindi dovrebbe per forza intervenire la BCE e la BCE interverrebbe comprando parte di questi titoli di Stato e quindi dando dei soldi ai singoli stati. E questo servirebbe anche per abbassare il tasso di interesse. Infatti se aumenta di tanto la domanda di titoli di Stato, il tasso di interesse che pagano questi titoli si abbassa notevolmente. Però questo porta con sé un problema. Per fare questo la BCE ha bisogno di emettere tantissima moneta sul mercato. Se aumenta la moneta in circolazione, automaticamente quella moneta vale di meno, diminuisce il suo valore. Ed è proprio quello che si vuole evitare, un circolo vizioso di inflazione dal quale difficilmente si esce. E questo la Germania lo sa bene perché ci è rimasta scottata con l'iperinflazione degli anni 20. Basta semplicemente vedere questa foto per capire quanto drammatica fosse la situazione. Ora, per evitare che questo si verifichi e per evitare che questo meme diventi realtà, la Germania non vuole introdurre i Corona Bond. Come vi ho detto in altri video, questa non è una crisi normale come tutte quante le altre, è una cosa completamente diversa, qualcosa probabilmente di mai visto. E soprattutto il momento in cui entriamo in questa crisi è un momento particolare per l'Italia e per diverse nazioni europee, è un momento di difficoltà ed è per questo proprio che vale la pena correre dei rischi. Sicuramente fare delle manovre in piccolo in questa situazione equivale a bruciare dei soldi, non servirà assolutamente a niente. Le mezze misure in questo momento non funzionano e molti paesi europei se ne stanno accorgendo. Prima di lasciarvi alla curiosità economica di oggi, posso solo augurarmi e augurarci che qualche decisione forte venga presa in merito. Sapevate che la banconota più diffusa in tutto il mondo è la banconota da $100 degli Stati Uniti? Ce ne sono 13 miliardi di esemplari in tutto il mondo e più dell'80% non è negli Stati Uniti.